servirti, Signore, e niente potrà fermarci, perché in te noi siamo uno. La tua croce ovunque andremo, tutti insieme Cristo, Cristo Re, il mondo ti conoscerà, noi diffonderemo la tua salvezza. Noi siamo il tuo popolo, scelti per brillare la tua luce, cambiare la storia nei nostri cuori, ardi la fiamma della tua passione, un solo corpo, un solo cuore, col desiderio di servirti, Signore, e niente potrà fermarci, la tua croce porteremo ovunque andremo, Cristo Re, il mondo ti conoscerà, noi diffonderemo la tua salvezza. Noi siamo il tuo popolo, noi siamo uno, noi siamo uno in te, noi siamo il tuo popolo, noi siamo uno in te, noi siamo uno in te, noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te, noi siamo uno in te, noi siamo il tuo popolo, eccoci qui, noi siamo uno in te, noi siamo uno in te, e niente potrà fermarci, noi siamo uno, la tua croce porteremo ovunque andremo, Cristo Re, il mondo ti conoscerà, noi diffonderemo la tua salvezza. È la tua grazia che ci fa vivere, è la tua grazia che ci sostiene, che ci dà forza. Grazie per tutto, Padre. Tu sei il nostro soccorso presente nell'angoscia. Tu sei il nostro soccorso, Padre. Grazie per tutto. Grazie, grazie. Grazie, Signore. Grazie. Da dove viene il mio soccorso?
nostro cuore. Amen. Ti amo Dio, la tua grazia non fallisce, ogni giorno sono nelle tue mani, dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Sei fedele in ogni tempo,
mi seguirà. Tu puoi dichiarare la tua bontà. mi seguirà, Mi seguirà, Signore, la tua bontà mi seguirà, mi seguirà, oh, la tua bontà mi seguirà, la tua bontà mi seguirà, Signore. Oh. Alleluia, questo Dio che serviamo è un Dio fedele, indipendente dalle circostanze. Questo Dio che serviamo non è un Dio qualsiasi. Lui è, indipendente dalle circostanze, Lui è e sempre sarà. Se oggi io sto bene, se oggi non sto bene, tutta la gloria, tutto l'onore sia a Lui, perché Lui è fedele. A Lui sia tutta la gloria, sia tutto l'onore. Questo Dio è fedele. Anche se la benedizione che tanto vogliamo non arriva, Lui è fedele. Tu che credi che Lui è fedele, ogni giorno che alziamo la mattina con la tua fedeltà su di noi, con la tua misericordia su di noi, senza merito nessuno, con la sua misericordia su di noi. Lui è fedele dalla mattina che alziamo. Lui è. Fedeli ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Quanti credono nel potere che ha lo Spirito Santo di Dio quando si muove tra di noi? Noi crediamo e noi predichiamo questo, che dove c'è lo Spirito Santo di Dio, lì arriva la cura di Dio, lì arrivano i miracoli di Dio. E noi dichiariamo questa sera che lo Spirito Santo di Dio, che è già qui, ha la libertà di muoversi tra noi, ha la libertà di portare cura alle ferite che soltanto Lui può curare nei nostri cuori, nella nostra anima. Anche le ferite fisiche, le malattie. Nel nome di Gesù noi dichiariamo, lo Spirito Santo di Dio ha il potere di muoversi qui questa sera. Spirito Santo di Dio, muoviti tra di noi, Gesù. Spirito Santo. Chiediamo insieme. Montagne si spostano ancora, fortezze ancora cadranno. Dio, noi crediamo, possiamo vedere meraviglie che solo tu fai. Morti ancora si alzano, noi vinceremo i giganti. Dio, noi crediamo, possiamo vedere meraviglie che solo. Dichiariamo dall'inizio: montagne si spostano ancora, fortezze ancora cadranno. Dichiara: Dio, noi crediamo, possiamo vedere le meraviglie che solo tu fai, Gesù. Morti ancora si alzano, noi vinceremo i giganti. Dio, noi crediamo, possiamo vedere meraviglie che solo tu fai. Siamo qui per te, fai quello che siamo qui.
la tua voce dichiara questo, con l'autorità del cielo. Noi dichiariamo in guarigioni, vedo i miracoli quando ti muovi, in guarigioni quando arrivi, vedo i miracoli quando ti muovi, in guarigioni quando arrivi, vedo i miracoli quando ti muovi, in guarigioni quando arrivi, vedo i miracoli quando ti muovi e venga il cielo. Siamo qui perché fai quello. Siamo qui solo perché fai quello che vuoi. Ti doniamo il cuore, fai quello che vuoi. Ti muovi tra noi, tu ti muovi, ti muovi tra noi, dichiara ti muovi tra noi, ti muovi tra noi, ti muovi tra noi, ti muovi tra noi, ti muovi tra noi. Alza la tua mano. Ti muovi tra noi. Sii un profeta questa sera su questa chiesa, su questa nazione. Dichiara: lo Spirito Santo si muove in questo luogo, lo Spirito Santo si muove su questa città, su questa nazione, su questo mondo. Lo Spirito Santo si muove per portare cura, per portare guarigione, per portare miracoli. Ti muovi tra noi, muovi tra noi, ti muovi tra noi. Credi ai miracoli, credo ai miracoli quando ti muovi, in guarigioni quando arrivi, credo ai miracoli
puoi dichiarare questo ad alta voce: sono qui per te. Dichiara ad alta voce: sono qui per te. Sono qui per te. Adesso non dirlo rivolto a me, dillo rivolto a Dio. Sono qui per te. Fai di me ciò che vuoi. È per questo che noi veniamo qua. Sappiamo che la sua presenza, il suo spirito è vivo, è reale in mezzo a noi, si muove veramente tra di noi, e lui può portare cura, può portare guarigioni finché lo lodiamo, finché siamo in questo luogo, ma ancora di più quello che lui può fare è trasformare completamente la nostra vita, trasformare completamente la nostra storia. E oggi noi vogliamo dichiarare questo: Dio, siamo qua per te, fai di noi ciò che vuoi, cambia la mia vita, trasformami, rendimi più simile a te, fammi assumere il tuo carattere, che lo Spirito Santo possa operare sovrannaturalmente questa trasformazione nei nostri cuori. Sono qui per te, fai di me ciò che vuoi. Amen. Voglio invitarti a fare un applauso al nostro Signore Gesù. E prima di invitarti a sederti, vorrei in questo momento fare una preghiera, tutti quanti insieme. Possiamo stare in piedi così preghiamo insieme come Chiesa per delle persone molto speciali che possono veramente dire: Dio ha fatto di me ciò che voleva. Persone che domani consegneranno ufficialmente la loro vita a Gesù nelle acque del battesimo. E io vorrei invitare qua con me tutte quelle persone che domani si battezzeranno, che oggi sono qua: Soterio, Caitlin, Letizia, Rafa. Manca ancora qualcuno che oggi non è riuscito a venire, ma intanto noi vogliamo pregare per loro. Io voglio chiederti di alzare la tua mano verso di loro per benedire la loro vita. Lo facciamo oggi, anche domani pregheremo per loro, ma oggi come Chiesa qua nel culto, dove abbiamo appena dichiarato che lo Spirito Santo è presente e si sta muovendo tra di noi, noi vogliamo imporre le nostre mani su questi nostri fratelli, sorelle, e benedire la loro vita per questa scelta meravigliosa che hanno fatto di scendere nelle acque del battesimo con fede, dichiarando ciò che provano per Gesù. Amen. Possiamo pregare per loro. Signore Gesù, oggi noi come Chiesa, pregate anche voi fratelli, non lasciatemi pregare da solo, alziamo la nostra voce in clamore per Dio, per pregare verso di loro. Signore Gesù, oggi noi come Chiesa insieme in preghiera vogliamo pregarti per questi tuoi figlie, Signore, per Raffaella, per Soterio, per Caitlin, per Letizia, per coloro che oggi non sono riusciti a venire, ma che anche loro domani consegneranno a te ufficialmente la loro vita, scendendo nell'acqua del battesimo. Ti chiediamo, Signore, che questo possa essere solo l'inizio di una storia stupenda che tu hai preparato per loro e insieme a loro. Ti chiediamo, Signore, che il loro cuore possa essere completamente tuo, che non sia un'emozione di un giorno, una scelta di un giorno, ma che sia una risposta, un sì per tutta la vita. Ti preghiamo, Signore, per ognuno di loro, ti preghiamo per la loro mente, per il loro cuore, ti preghiamo per il loro spirito, ti preghiamo perché nessun attacco del nemico possa più toccarli, ma che possano essere completamente liberi di scendere in quelle acque, avendo coscienza e discernimento di quello che stanno facendo, consegnando a te la loro vita e dichiarandoti come Signore assoluto dei loro giorni e come Salvatore della loro anima.
Per questo noi ti vogliamo pregare, consacrando a te la loro vita e la loro storia, chiedendo di benedire ogni loro passo nel nome potente del tuo Figlio Gesù, questo nome per cui noi preghiamo, questo nome in cui noi crediamo, questo nome per il quale loro hanno fatto questa scelta. Per questo ti preghiamo, Signore, benedici la loro vita. Amen e amen. Approfitto finché siete ancora in piedi per pregare per le decime, per le offerte. Tu che hai portato la tua offerta, tu che hai portato la tua decima, in questo momento sei benvenuto a portarla alla casa del Signore. Puoi fare la tua offerta come sempre qua nella cassetta. Ci sarà la nostra sorella Eula là dietro col post per aiutarti. Se invece hai in cuore di fare un'offerta per missioni, ci sono le nostre buste, carnet missionari sempre là dietro. Che Dio possa prendere queste offerte, riceverle come un'adorazione a Lui e usarle al meglio per la crescita del suo regno su questa terra. Preghiamo insieme per le nostre decime, per le nostre offerte. Signore Gesù, in questo momento consegneremo a te ogni nostra decima, ogni nostra offerta, le nostre primizie, Signore, ciò che tu hai messo nel nostro cuore di meglio oggi da portare a te come un'adorazione a te gradita. Io ti chiedo, Signore, che tu possa consacrarle a te, benedirle, Signore, per essere usate al meglio per la tua opera, per il tuo regno, per l'avanzamento, Signore, di questa chiesa, affinché possa essere una chiesa rilevante, una chiesa che riscatta anime, una chiesa che predica il vero Vangelo. Ti chiediamo, Signore, come Chiesa, che tu possa innalzarci non per onorarci, non per vantarci, ma affinché questa città possa essere guadagnata per il tuo nome. Per questo noi ti preghiamo in questo momento nel nome di Gesù. Amen.
riposare un po' i nostri musicisti, lasciamoli andare a prendere un bicchiere d'acqua, perché in questo momento, domenica scorsa, per chi non lo sapesse, abbiamo avuto qua una giornata molto bella e molto importante, in cui i nostri kids hanno mostrato i loro talenti con canti, con balli, con strumenti, con predicazioni, con preghiere. È stata una giornata molto bella, la presenza di Dio. Hanno veramente usato i loro doni per esaltare il nome del Signore. E questa giornata è cominciata con una coreografia che tutti i nostri kids hanno fatto insieme e adesso volevano riproporre a tutta la Chiesa, quindi accogliamo i nostri kids. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Aunque mis labios quieran callar, Mientras viva te alabaré. aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré.
Bravi, bravi, bravi i nostri bambini. Amen. Possiamo accendere le luci prima di passare al momento della parola. Voglio dare qualche avviso riguardo a queste e le prossime settimane, ma il più importante è quello che abbiamo già ripetuto varie volte, è i battesimi di domani, sono i battesimi di domani. Domani, mi ero dimenticato dell'urlo, domani alle 9 di mattina ci troviamo al lago, a Sirmione, località Punta Gro, per celebrare i nostri battesimi. Ci saranno queste persone che oggi sono salite qua a ricevere questa preghiera, ci saranno anche altri fratelli che oggi non sono riusciti a venire, ma questa sarà una giornata, come ripetiamo sempre, di festa, di gioia per tutta la Chiesa, non soltanto per loro. Per questo motivo noi vogliamo invitare ancora una volta tutti quanti voi a venire, a essere partecipi in questa bella giornata. Sarà una giornata di comunione, una giornata di allegria, una giornata in cui condivideremo la gioia dei nostri fratelli nel battesimo, condivideremo questa gioia anche con gli angeli lassù in cielo, perché la parola ci conferma che quando un peccatore si ravvede là in cielo c'è grande festa. Quindi condivideremo questa gioia anche col mondo spirituale, coi luoghi celesti. Ma condivideremo anche tutta la giornata, condivideremo un pranzo insieme. Abbiamo scritto sui gruppi della Chiesa in questi giorni per organizzare al meglio il nostro pranzo di domani. Se non hai visto, se ancora non hai preparato qualcosa da mangiare, questa sera fai come me, porta a casa tua qualche giovane adolescente della Chiesa e fagli pelare le patate per fare la maionese. Oggi io ho assoldato 2 giovani che dopo il culto verranno a casa mia a pelare 5 kg di patate e carote. Quindi ma se non avete la possibilità di assumere giovani, cercate di farlo voi. Amen. Una cosa molto importante, so che le 9 di mattina sembra molto presto come orario per la domenica, arrivare fino al lago, ma sappiamo che in questo periodo estivo il lago è sempre molto pieno di persone. È già successo, abbiamo noi come Chiesa questo vissuto qualche battesimo fa, di cominciare i battesimi dopo mezzogiorno perché c'erano persone bloccate in coda al casello dell'autostrada. Non c'è niente di spirituale in questo messaggio, in realtà sicuramente qualcosa di spirituale, no? Ma è proprio un consiglio pratico: cercate di partire prima per evitare di trovare la coda al casello dell'autostrada, così che alle 9 possiamo iniziare i nostri battesimi. Noi vorremmo cominciare proprio la celebrazione dei battesimi verso le 10, 10 e mezza. Dopo i battesimi chi sarà stato battezzato prenderà la Santa Cena per la prima volta e dopo la Santa Cena faremo il nostro pranzo insieme. Quindi per una questione logistica verso le 10, 10 e mezza al massimo vogliamo iniziare i nostri battesimi. Amen? Quindi cercate di partire 10, 15, 20 minuti prima per non trovare traffico per strada, per essere lì tutti quanti insieme a celebrare i battesimi domani. Amen? Ci sarete? Solo quelli che hanno detto sì? Buono che non ho più sentito sì. Amen. Prossimo avviso sono gli in casa di mercoledì. Mercoledì abbiamo i nostri culti in casa, i nostri ritrovi in casa. Tu che già fai parte di uno di questi 5 punti di in casa, sei già benedetto e potrai partecipare mercoledì. Tu che ancora non fai parte, cerca il punto di in casa più vicino a casa tua, più comodo per te, per la tua famiglia, e partecipa di questi incontri. Sono incontri che benedicono le nostre vite, come diciamo sempre, sono incontri in cui possiamo essere edificati, ma non solo questo, possiamo veramente vivere l'essere uni in Cristo, essendo edificati, ma anche edificando la vita degli altri, qualcosa che spesso noi non riusciamo a fare nel nostro adorarti del sabato per una questione di tempo, per una questione di liturgia, ma all'interno degli in casa c'è questa possibilità, quindi non mancare di partecipare con la tua famiglia. Mercoledì, sempre noi il secondo e il quarto mercoledì del mese abbiamo i nostri in casa. E infine l'ultimo
avviso che già da qualche settimana stiamo ripetendo, è il nostro corso Seguitemi. Tu che vuoi prendere attivamente parte alla vita ministeriale della Chiesa, che vuoi servire in Chiesa, iscriviti a questo nostro corso. Per iscriverti basta accedere al link che c'è sul nostro gruppo WhatsApp Siamo in Cristo, e che in queste settimane rimetteremo per magari gli ultimi che sono entrati nel gruppo e ancora non l'hanno visto. Amen? Sono finiti i nostri avvisi e quindi possiamo pregare per il momento della parola. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che ci hai fatto vivere fino a questo momento, in questa serata, in questo adorarti che stiamo dedicando a te. Che, Signore, tu possa aver ricevuto veramente la nostra migliore adorazione, che tu possa averla ricevuta in ogni preghiera che dalle nostre sedie questa sera abbiamo fatto salire a te, che tu possa averla ricevuta con la nostra adorazione, con l'adorarti con le nostre labbra e soprattutto con il nostro cuore, che tu possa averla ricevuta nel momento delle decime, delle offerte, quando abbiamo dichiarato te come Signore della nostra vita. Ma in questo momento, Signore, ti chiediamo che anche tu possa portare qualcosa di nuovo nei nostri cuori. Ci hai già toccato attraverso le lodi, la tua gloria è scesa su di noi, ma in questo momento vogliamo riempirci della tua parola. Per questo io ti chiedo, Signore, che questa sera ogni intendimento che tu vuoi far nascere nei nostri cuori, tu possa avere la libertà di farlo. Che non sia io a parlare, ma che il tuo Spirito sussurri ai nostri cuori una verità nuova, una parola che trasformi, una parola che ci indirizzi sulla tua via. Per questo io ti prego, Signore, benedici la tua Chiesa, benedici il tuo popolo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Bene, come ogni anno, intorno alla data dei battesimi, cerco sempre di portare una parola che abbia a che fare con questo tema, col battesimo. Oggi vedrete un banner qua dietro di me intitolato Nuova Vita, perché Nuova Vita è il tema dei nostri battesimi di domani. Domani vedrete i nostri fratelli, sorelle scendendo nelle acque con una maglietta con scritto sopra Nuova Vita, ed è questo che noi assumiamo in Cristo quando ci immergiamo nelle acque del battesimo. Ma oggi voglio portarvi una parola che ci faccia veramente intendere che cos'è il battesimo. Sono argomenti nei quali abbiamo già parlato approfonditamente in questi discepolati che abbiamo fatto in queste settimane, ma sono argomenti importanti per tutti noi cristiani, sono argomenti che è importante riprendere in mano, sono argomenti di cui è importante avere un vero intendimento che possa cambiare le nostre vite, sono argomenti che non possiamo imparare un giorno là prima del battesimo e poi dimenticare. Sono dottrine che noi dobbiamo portarci dietro per tutta la vita. Quella dei battesimi è una dottrina per noi cristiani. Lo scrittore della lettera agli Ebrei ci dà un elenco di fondamenti dottrinali che noi cristiani dobbiamo conoscere. Il ravvedimento dalle opere morte, la dottrina della fede in Cristo, la dottrina dei battesimi, la dottrina dell'imposizione delle mani, sono fondamenti per noi cristiani, e noi come cristiani non possiamo vivere una vita da cristiani senza conoscere le fondamenta della nostra fede, senza conoscere dove noi abbiamo i nostri piedi. E i battesimi sono uno di questi fondamenti. E per capire la dottrina dei battesimi noi dobbiamo tornare indietro di parecchio tempo, perché il battesimo non è solo fare un tuffo dentro l'acqua, ma ha un significato molto più profondo di questo. Non è un semplice rituale, oppure non deve essere un semplice rituale, ma deve essere qualcosa di più profondo di questo. Noi come cristiani evangelici solitamente siamo considerati quel ramo cristiano che non si basa più di tanto sulla liturgia, che non si basa più di tanto sui rituali, che non si basa più di tanto sui sacramenti,
I cristiani cattolici hanno una grande liturgia, hanno molti rituali, hanno molti sacramenti. I cristiani ortodossi hanno molti rituali, hanno molta liturgia. Noi evangelici non abbiamo molti rituali. In realtà noi abbiamo conservato solo 2 rituali. E li abbiamo conservati non perché ci piacciono, non solo perché ci piacciono quantomeno, ma li abbiamo conservati perché Gesù stesso ci ha comandato di conservarli. Uno di questi noi lo celebriamo una volta al mese, è la Santa Cena del Signore. È un rituale che Gesù ci ha chiesto di conservare. L'altro rituale che Gesù ci ha chiesto di fare sono i battesimi. Quando Gesù ci ha dato la chiamata in Matteo 28, dal versetto 18 al 20, ci dice: ogni potere mi è stato dato in cielo come in terra, andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il rituale del battesimo è qualcosa che Gesù stesso ci ha chiesto di conservare, ma come per la Santa Cena non può essere un mero rituale. Noi dobbiamo intendere e vivere il significato che c'è dietro i battesimi, e non dobbiamo intenderlo e viverlo solo all'inizio della nostra conversione, quando decidiamo di battezzarci. Il battesimo è una scelta che ci deve accompagnare per tutta la vita, e di questo parleremo oggi. Ma come ho detto, per intendere appieno la dottrina dei battesimi noi dobbiamo tornare indietro di molti anni. In realtà non so dirvi neanch'io con precisione quanti anni, ma chiedo di mettere qua Genesi capitolo 2, dal versetto, leggerò Genesi 2, 16-17, poi leggerò alcuni versetti di Genesi 3. Amen. Qua vediamo che Dio ha già creato la terra, ha già diviso la luce dalle tenebre, ha già diviso le acque superiori dalle acque inferiori, ha già detto alle acque di procreare animali secondo le loro specie, ha già detto alla terra di procreare animali secondo le loro specie, ha già detto alla terra di procreare piante e vegetazione. Ma nel giorno numero 6 della creazione Dio crea finalmente l'uomo. E Dio pone l'uomo in un giardino che noi di solito chiamiamo il giardino dell'Eden. In realtà non è il giardino dell'Eden, è un giardino che si trova in Eden. Eden è una località che è descritta molto bene in Genesi, è una località che si trova nella Mesopotamia. E quando Dio mette l'uomo in Eden, gli dà questo comandamento, gli dice: Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dall'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai certamente morirai. Questo era stato l'ordine, ma non solo l'ordine, era stato quasi un consiglio che Dio ha dato all'uomo. C'è quest'albero, tu puoi mangiare tutto il resto, ma di quest'albero non ne mangiare, perché se tu lo mangi, quando lo mangerai, tu certamente morirai. Solo che al capitolo 3, pochi versetti dopo, noi vediamo che Adamo è insieme a Eva nel giardino, si stanno godendo questo resort bellissimo che è creato da Dio per loro. Ma a un certo punto arriva il serpente, e dice così: il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio il Signore aveva fatti. Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Il serpente allora disse alla donna: no, non è vero, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna allora osservò che l'albero era buono per nutrirsi
che era bello da vedere, che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Quindi prese del frutto, ne mangiò, ne diede anche al suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Fino a qua. Conosciamo tutti questa storia, ho voluto ripeterla per dare un contesto, non è su questi versetti che voglio basare la mia predica, ma è proprio l'introduzione che ci porta poi a comprendere veramente che cos'è il battesimo. Perché per capire cos'è il battesimo dobbiamo capire che cosa veramente è successo all'inizio della creazione. Dobbiamo capire veramente cosa è successo all'inizio della storia dell'umanità. È una domanda, no, che spesso faccio nel discepolato ai nostri ragazzi, ma secondo voi perché Dio ha messo l'uomo proprio in quel giardino? Dio aveva già creato tutta la terra, Dio aveva già creato il Giappone, Dio aveva già creato il Brasile con tutti i buoni frutti che ci sono in Brasile. Perché ha dovuto mettere l'uomo proprio in Eden? Che c'era quell'albero che non si poteva toccare, non si poteva mangiare. E non solo, c'era anche quel serpente, no? Che avrebbe sicuramente tentato l'uomo. Perché l'ha messo proprio lì? La risposta più ovvia, più logica a questa domanda è che Dio non ha mai desiderato che noi come sue creature fossimo degli automi, fossimo dei robot, che lo adorassimo, che gli ubbidissimo, che lo amassimo perché costretti a farlo. Dio, mettendo l'uomo nel giardino insieme a quell'albero, ha messo l'uomo davanti a una scelta e l'uomo ha compiuto la sua scelta. E mi direte, ma spero che non me lo diciate, ma c'era il serpente in quel giardino, non è stata colpa dell'uomo se ha mangiato il frutto, è stata colpa del serpente. È il serpente che gli ha detto no, non morirete affatto, mangialo perché è buono. È Dio che sta dicendo una bugia. Fratelli, il serpente, che è ovviamente Satana, ha fatto solo quello che è il suo ruolo: tentarci. Il ruolo di Satana è quello di cercare di farci cadere, è quello di cercare di farci peccare, è quello di cercare di attraverso la menzogna, perché la Bibbia ci dice che Satana è il padre della menzogna, attraverso le bugie, attraverso l'inganno, attraverso i piaceri carnali, cerca di farci peccare, cerca di farci cadere. Ma Eva e Adamo avrebbero potuto dire senza problemi: serpente, lascia stare, decido io cosa mangio, io decido di cosa voglio nutrirmi, io decido a chi ubbidire. Non è stata colpa del serpente. E questo è un messaggio che va oltre l'epoca di Genesi, è un messaggio che deve andare oggi a tutti quanti noi, perché ogni giorno io e te siamo tentati da Satana, ma Satana non può fare nient'altro che tentarci, non può fare nient'altro che mentirci, non può fare nient'altro che provocarci, che istigarci. Ma la scelta finale in ogni scelta, in ogni decisione della nostra vita è sempre nostra, non sarà mai sua. Non è stata Satana che ha deciso di peccare quel giorno, è stata Eva e è stato Adamo. E così ogni giorno della nostra vita noi non possiamo incolpare il nemico delle disgrazie che ci avvengono, delle scelte sbagliate che facciamo, delle cose che succedono. Perché? Perché la scelta spetta sempre a noi. La scelta finale tra il bene e il male spetta sempre a noi. E Dio ci mette ogni giorno questa scelta davanti. In Deuteronomio 30 Dio ci dice molto chiaramente: io metto davanti a voi la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegliete quello che volete. Dio ci mette davanti tutta questa possibilità. E che cosa facciamo noi? La scelta è nostra, non è di qualcun altro. Siamo noi che scegliamo ogni giorno della nostra vita, e l'unica cosa che Dio può fare è suggerirci, come in Deuteronomio 30: scegli dunque vita affinché viva tu e la tua famiglia. Questo è quello che Dio ci suggerisce, ci esorta a fare. Ma la scelta finale è nostra, non è Dio che sceglie per noi, come non è Satana che sceglie per noi. Quel giorno
di migliaia e migliaia di anni fa, l'uomo fece la sua scelta, prese il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, che oggi è rappresentato come una mela, ma non è una mela, no? Questa storia della mela è per un errore di traduzione avvenuto nel Medioevo, perché la parola albero dà frutto e la parola mela sono molto simili in latino. È stato un piccolo errore di traduzione, ma sappiamo benissimo che non è una mela il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Io fino a oggi personalmente sostengo che è una carambola, perché la prima volta che sono stato in Brasile dal fruttivendolo ho visto questa frutta e era come c'era scritto qua, era bella, era desiderabile, sembrava una cosa fantastica da mangiare. Mai visto una frutta così bella, ma appena l'ho messa in bocca, non ho mai mangiato una frutta così brutta in tutta la mia vita. Quindi io sostengo che è una carambola, ma probabilmente non è neanche questa. Ma a partire da quel giorno in cui Adamo ed Eva hanno fatto la loro scelta, hanno mangiato di quel frutto, il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte è entrata nel mondo. E la Bibbia ci lascia molto chiaro nella lettera ai Romani al capitolo 5 che da Adamo fino a Mosè la morte ha regnato. Perché da Adamo fino a Mosè? Perché sapete una cosa? Quando Dio ci ha creato, Dio ci ha amato in un modo unico, in un modo sorprendente, in un modo che noi probabilmente non possiamo intendere. E quando Dio ha creato l'uomo c'era questa comunione perfetta tra l'uomo e Dio, no? Noi non abbiamo un relato nella Bibbia che Mosè sembra che ha visto Dio di schiena, ma a parte lui non abbiamo nessun altro uomo nella Bibbia che è riuscito a vedere il volto di Dio. Però Genesi ci dice che tra Adamo e Dio c'era una relazione così profonda, così intima, di un amore così grande, che Dio passeggiava in Eden insieme ad Adamo. C'era questa comunione incredibile tra l'uomo e Dio una volta, e quando l'uomo ha commesso questo peccato, questa comunione si è rotta. Ma sapete, Dio non ha mai smesso di amare l'uomo, nonostante l'uomo abbia forse smesso di amare veramente Dio. E per questo motivo Dio ha cercato, io dico ha cercato, ma sappiamo che Dio è onnisciente, Dio sa ogni cosa, è onnipotente, ma solo per capirci, Dio ha cercato in tutti questi anni, da Adamo fino a Mosè, un modo per riuscire a riallacciare questo rapporto con noi. Perché Lui ci amava così tanto che non voleva che noi morissimo, non voleva che noi fossimo dispersi in questo mondo. No, Lui ci voleva di nuovo con Lui, voleva di nuovo che noi riallacciassimo questo rapporto di vero amore con Lui. E quindi quando è sorto Mosè, Dio ha dato dei comandamenti, e in questi comandamenti ha dato questa strategia, questo escamotage per fare sì che potesse esserci nuovamente questa comunione tra l'uomo e Dio. Qual era questo escamotage? L'Apostolo Paolo ci dice che il prezzo del peccato è la morte. E quindi Dio ha detto così: se oggi l'uomo ha peccato e il prezzo del peccato è la morte, quello che sta succedendo è che l'uomo muore a causa del peccato, è il prezzo del peccato. Quindi basterebbe che qualcun altro morisse al posto dell'uomo e non ci sarebbero più problemi. Allora Dio ha dato delle leggi a Mosè. Ha detto: Mosè, ordina al tuo popolo di fare così. Quando una persona pecca, invece che la persona muoia, perché io amo questa persona, uccidi al suo posto un agnello, o uccidi al suo posto un montone, o uccidi al suo posto un uccellino. Insomma, uccidi un animale al posto di quest'uomo, così l'animale morirà, le colpe dell'uomo andranno sull'animale e l'uomo tornerà a essere purificato, sarà libero dal peccato e finalmente potrà ricongiungersi pienamente con me.
Questa è stata la strategia che Dio ha dato a Mosè. Per questo da Adamo fino a Mosè la morte ha regnato, ma arrivato a Mosè questa legge, finalmente l'uomo era di nuovo libero. Però c'era qualcosa che non funzionava in questa legge. L'uomo non era veramente, pienamente libero. Perché quando Enrico peccava, andava dal sommo sacerdote e gli diceva: sacerdote, uccidi questo agnello al posto mio, così sarò libero dal peccato. Il sacerdote uccideva l'agnello, io ero libero dalle mie colpe, ma appena uscivo dal tabernacolo e andavo fuori, subito ritornavo a peccare. Nella lettera agli Ebrei, il capitolo 9, il versetto 9, ci descrive questo fatto molto chiaramente, dicendoci così: i doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema, ovvero il sistema mosaico, il sistema dell'Antico Testamento, non erano, in quanto alla coscienza, in grado di rendere perfetto colui che rendeva il culto. Questo versetto ci sta dicendo che quando una persona appunto offriva un sacrificio, questo sacrificio di un animale non poteva renderci perfetti. Noi subito tornavamo a peccare. E allora Dio ha passato molti anni cercando un'altra strategia per ritornare a vivere questa comunione, questo amore completo insieme a noi. E ha trovato questa strategia un bellissimo giorno in cui ha deciso Lui stesso di scendere sulla terra. Il Verbo si è fatto carne e è venuto a abitare in mezzo a noi e ha camminato con noi e ha sofferto come soffriamo noi e ha sofferto più di noi fino alla morte e alla morte sulla croce. Quel giorno, quando Gesù è morto sulla croce, Lui ha fatto ciò che facevano i sacrifici dell'Antico Testamento. Tutte le colpe, tutti i peccati, non solo di Enrico, non solo di Giampaolo, ma di tutta l'umanità, di ogni tempo. I peccati passati, presenti, futuri, ogni peccato è andato su di Lui, perché Lui è l'agnello perfetto, così come quando Giovanni Battista lo vide per la prima volta vicino al Giordano e lo riconobbe dicendo: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Quando Gesù è salito sulla croce, ha preso su di sé tutti i nostri peccati e nella sua morte Lui ha sepolto ogni peccato dell'umanità. Ma tu mi dirai: ok, e cos'è cambiato dai sacrifici dell'Antico Testamento? Anche là gli animali morivano, portavano via il peccato. Oggi Gesù è morto e ha portato via il peccato. Qual è la differenza tra gli anelli, i montoni, gli uccellini dell'Antico Testamento e il sacrificio di Gesù? La differenza è che Gesù il terzo giorno è risorto. E quando noi parliamo di resurrezione, a volte non riusciamo veramente ad intendere l'importanza che c'è dietro alla resurrezione di Gesù. Voglio leggervi un testo in Romani 6. Romani 6, versetti 3 e 4. L'Apostolo Paolo dice: ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte. Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. E cosa significano queste parole che Paolo ci lascia? Quando dice che noi siamo stati sepolti con Cristo mediante il battesimo, sta parlando della prima parte di quello che è avvenuto sulla croce. Gesù ha caricato su di sé tutti i peccati e ha sepolto tutti i peccati per terra. E noi come cristiani che credono in Gesù ci identifichiamo in questo, ovvero noi siamo morti con Cristo. Nella lettera ai Corinzi Paolo scrive così: se quindi uno è morto per tutti, significa che tutti quanti noi siamo morti. Tutti noi siamo morti con Cristo quel giorno, non solo Lui.
Lui è morto per noi, ma tutti noi siamo morti, e così come Lui ha lasciato sottoterra tutti i peccati, questo è quello che noi facciamo nel battesimo. È quello che abbiamo appena letto. Ignorate forse che tutti noi siamo stati battezzati in Cristo Gesù nella sua morte. Quando noi ci battezziamo, noi lasciamo sotto l'acqua, in questo rituale simbolico, tutti i nostri peccati. Noi lasciamo sotto l'acqua tutta la nostra vecchia vita. Noi lasciamo sotto l'acqua la nostra carne. Noi lasciamo sotto l'acqua la vecchia creatura, per fare poi che cosa? Quello che Gesù ha fatto. Gesù il terzo giorno è risorto. Ma Gesù non è risorto con un corpo normale. Gesù è risorto con un corpo glorificato, con un corpo nuovo, come nuova creatura, con un corpo senza peccato. E questo è quello che anche noi siamo chiamati a fare. Il versetto 4, ripeto, dice: siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Fratelli, la nostra fede si basa su questo fondamento. Anche noi nel battesimo abbiamo, o chi si battezzerà lascerà tutti i suoi peccati sotto l'acqua, ma non si fermerà qua. Il battesimo non è solo fare morire la nostra vecchia vita. Il battesimo è rinascere a novità di vita, è rinascere a vita nuova. E noi dobbiamo intendere questo, e noi dobbiamo vivere questo, perché è su questo che si basa l'essere cristiani. Nella risurrezione, Gesù, la risurrezione non ha solo e unicamente a che vedere con la salvezza. È chiaro, la risurrezione ha anche a che vedere con questo, perché nell'ultimo giorno noi saremo risuscitati con un corpo glorificato, abiteremo nei luoghi celesti alla destra del Padre. Sicuramente questo avverrà, ma la risurrezione, come dice qua l'Apostolo Paolo, ha un significato per noi oggi. Perché oggi noi nel battesimo immergiamo la nostra vecchia vita e la sprofondiamo lì e rinasciamo a novità di vita. E questa novità di vita a cui noi rinasciamo deve essere qualcosa visibile intorno a noi. Questa novità di vita non è solo un modo di dire: ah, sono nuova creatura. E cos'è cambiato se sei nuova creatura? Se sei nuova creatura, veramente qualcosa in te e in me deve essere cambiato. Dobbiamo essere migliorati, dobbiamo avere un nuovo modo di camminare, dobbiamo avere un nuovo modo di vivere. L'essere cristiani non è solo conoscere a memoria la Bibbia, non è solo conoscere la volontà di Dio. Questo l'Apostolo Paolo in Romani 2 accusa i giudei che si erano convertiti al cristianesimo di questo. Gli dice così: voi vi fate forza della vostra conoscenza della legge, voi vi reputate guide di ciechi perché conoscete la parola, perché conoscete la Bibbia, perché conoscete la volontà di Dio, perché conoscete in che modo camminare. E allora voi andate predicando: devi pregare di più, devi leggere la Bibbia di più, devi andare in chiesa, devi comportarti bene, non puoi avere vizi, non puoi commettere adulterio, non puoi rubare. Parafrasando, è questo che Paolo sta dicendo in Romani 2 a questo gruppo di persone, ma è un messaggio che vale per tutti noi. Però Paolo dice così: voi che predicate non rubate. Voi che predicate non adulterare, state adulterando. Voi che predicate non siate idolatri, state svuotando i vostri templi. Voi che predicate, potremmo dire oggi, dovete pregare di più, state veramente pregando. Voi che predicate, noi che predichiamo, dobbiamo essere uni in Cristo. Siamo veramente uni in Cristo. Noi che predichiamo dobbiamo leggere la Bibbia, dobbiamo digiunare, dobbiamo andare in chiesa, dobbiamo fare tutte queste cose. Stiamo facendo veramente tutte queste cose. Paolo finisce questo testo riprendendo una frase dei profeti maggiori di Isaia e di Ezechiele, che dice così: a causa vostra, a causa nostra, il nome di Dio è bestemmiato tra gli stranieri. A causa nostra, a causa del nostro comportamento, perché dichiariamo che siamo stati battezzati, ma non camminiamo in novità di vita.
dichiariamo che siamo nuove creature, ma non camminiamo come Gesù vuole che camminiamo. Dichiariamo che conosciamo la parola e predichiamo questa parola, ma non viviamo questa parola. E a causa nostra persone si stanno allontanando dal Vangelo. A causa nostra, della nostra cattiva testimonianza, del nostro cattivo andare in novità di vita, il cielo invece di riempirsi si sta svuotando. A causa nostra il nome di Dio è bestemmiato tra gli stranieri. Fratelli, nella resurrezione di Cristo c'è molto di più di un Dio che è morto e risorto. Nella resurrezione di Cristo c'è non solo la speranza, ma c'è la certezza che noi possiamo rinascere per camminare in novità di vita, per camminare veramente come Gesù vuole che camminiamo. E sembra qualcosa di impossibile, perché tu mi dirai: io non sono diverso da quelli dell'Antico Testamento, perché prego, mi confesso davanti al Padre, dico: Padre, ho peccato di questo, ma il giorno dopo torno a peccare. Ma questa è la grande differenza che c'era tra i sacrifici di agnelli e il sacrificio di Cristo, che il giorno in cui Gesù Cristo è morto e risorto, Lui ha versato su di noi una potenza che ci permette di camminare in novità di vita. Questa potenza è la grazia di Dio. La grazia di Cristo abita in noi e questa grazia si dimostra perfetta nelle nostre debolezze. E quindi se noi nella nostra mente pensiamo: ah, sicuramente tornerò a peccare, se veramente ci consegniamo a Lui, ci impegniamo ad andare in novità di vita, la grazia di Dio diventa potenza nella nostra debolezza. La grazia di Dio diventa potenza nel nostro vizio che non riusciamo ad abbandonare. La grazia di Dio diventa potenza nelle vie che non riusciamo a lasciare. La grazia di Dio diventa potenza in quei comportamenti che noi continuiamo ad avere nonostante siamo stati battezzati. Se noi ci consegniamo totalmente a Lui, dicendo: io Dio voglio cambiare veramente vita e so che nella tua risurrezione tu mi hai dato la potenza per farlo, Dio lancerà la sua grazia nella nostra vita affinché noi veramente possiamo cominciare a camminare così come Paolo ci ha chiesto, in novità di vita. Se noi non intendiamo questo, se noi non intendiamo che il battesimo non è solo un mero rituale, ma che il battesimo è veramente uccidere la nostra vecchia vita, è veramente uccidere la nostra carne, è veramente lasciare ogni nostro peccato sotto quell'acqua e rinascere per vivere con un corpo senza peccato, con un corpo glorificato, con un corpo dedicato a Cristo, con un corpo che vive, che cammina in novità di vita. Se noi non capiamo questo, non abbiamo capito quello che è il fondamento, uno dei fondamenti principali di noi cristiani e che noi cristiani dobbiamo vivere, la nostra convinzione. Noi dobbiamo avere una convinzione come cristiani, dobbiamo avere una convinzione, questa è la nostra convinzione: io posso camminare in novità di vita, perché il credere in Gesù non è una fantasia, un qualcosa di bello, perché Gesù è meraviglioso, miracoloso. Il credere in Gesù è una responsabilità da parte nostra, perché se noi decidiamo di credere in Gesù, noi dobbiamo camminare in questa novità di vita. Noi abbiamo questa responsabilità come figli di Dio. E per questo noi dobbiamo avere questa convinzione: sì, Dio, io voglio camminare in novità di vita, io voglio andare così, io non voglio più peccare. Dobbiamo essere sicuri di questa scelta che abbiamo fatto. E una cosa che sempre ripeto ai ragazzi del battesimo è che pronti per il battesimo non lo saremo mai. Non so chi tra voi che è già battezzato, quando era il momento di scendere nelle acque, si sentiva pronto per il battesimo. Io personalmente non mi sentivo pronto, perché io credo che sentirsi pronti
davanti a Dio è già cominciare col piede sbagliato, perché quando si tratta di Dio noi non saremo mai pronti davanti a Lui a fare niente. Se ci sentiamo pronti davanti a Dio è perché non abbiamo conosciuto la sua grandezza, non abbiamo inteso la sua santità, non abbiamo inteso la sua potenza e forse non abbiamo abbastanza timore di Lui. E ho detto, non mi ricordo con chi ho fatto l'ultima lezione, ho detto sicuramente quando voi starete per entrare in acqua le gambe vi tremeranno, perché non sarete pronti per fare quello che state facendo, ma fidatevi, insieme alle vostre gambe le mie tremeranno uguale, perché io non mi sentirò pronto di scendere nelle acque con voi per battezzarvi. Io ho le gambe che mi tremano ogni volta che salgo sul pulpito, anche se è solo per cominciare un culto, perché quando si tratta di Dio noi non saremo mai pronti a fare niente davanti a Lui. Ma una cosa dobbiamo esserla: convinti, sicuri. Questo dobbiamo esserlo. E noi dobbiamo avere questa convinzione. Io voglio vivere in novità di vita, perché essere battezzati, essere cristiani prevede un'infinità di cose sovrannaturali e meravigliose, ma prevede anche una responsabilità. E ogni giorno Dio, a chi si battezzerà, ma anche a chi si è battezzato, ogni giorno Dio ci ripropone quella scelta che un giorno aveva chiesto di fare ad Adamo. Chi vuoi seguire? Vuoi seguire me o vuoi seguire te? Chi vuoi seguire? Voglio invitarti ad alzarti in piedi. Ogni giorno Dio ci rimette davanti a questa scelta. Io metto davanti a te la vita e la morte. Scegli dunque vita affinché tu possa vivere. Però sappi che se scegli vita, tu devi andare in novità di vita. Sappi che se tu scegli vita, hai delle responsabilità davanti a Dio. Sappi che se tu scegli vita, hai delle responsabilità davanti alle persone là fuori, perché come abbiamo detto il mondo si sta allontanando da Dio non a causa di Satana, ma tante volte si sta allontanando da Dio a causa nostra, del nostro male andare in novità di vita. Chi sceglie vita ha delle responsabilità, perché noi scegliendo vita dichiariamo che non siamo più noi che viviamo, ma Cristo sta vivendo in noi. Sceglie vita delle responsabilità, perché scegliendo vita dichiariamo che noi siamo nuove creature, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Chi sceglie vita ha la responsabilità di camminare in novità di vita. Però una cosa che finché preparavo questa parola mi ha molto toccato il cuore, a ripensare a Genesi, ripensare a quando tutto è cominciato, ripensare a come l'uomo ha peccato, a ripensare a cosa c'era prima del peccato dell'uomo, questa comunione, questo amore perfetto tra l'uomo e Dio, ripensare all'uomo che ha peccato e questa comunione essere distrutta, ma nonostante questo ripensare come Dio per tutti gli anni, tutti i secoli, tutti i millenni fino a oggi ha cercato di ricostruire questo rapporto. E sapete cosa ci fa intendere questo? Voglio farti un esempio molto pratico perché tu possa comprendere l'amore di Dio. Hai mai visto un marito ferire in qualche modo la propria moglie e la moglie, dopo essere stata ferita, andare dal marito a dire: ti prego, voglio ricostruire una storia con te?
È stata lei a essere ferita, sarà al massimo il marito che andrà da lei a cercare di riallacciare il matrimonio. Hai mai sentito di una moglie piuttosto che magari ha tradito il marito e il marito va da lei e gli dice: ah, voglio riallacciare il rapporto con te? Ma come? Ma è stata la moglie a tradirlo? Sarà il contrario, semmai. O tra un'amicizia, un'amica che ha litigato con un'altra, quella che le ha fatto del male, quella che le ha fatto, quella che ha ricevuto il male, va dall'altra e gli dice: voglio riallacciare il rapporto con te. No, semmai è il contrario che avviene. È sempre chi causa il male che cerca di riallacciare il rapporto, no? Ma chi ha causato il male tra noi e Dio? Chi è stato a peccare? È stato l'uomo. Eppure chi è stato a cercare di riallacciare il rapporto? Dall'antichità fino ad oggi è sempre stato Dio a correrci incontro, nonostante noi fossimo i peccatori, nonostante noi ogni giorno della nostra vita sbagliamo, nonostante noi, io e te, ogni giorno della nostra vita commettiamo cose malvagie, anche se solo col pensiero. È sempre Dio che ci dice: guarda, io sono morto sulla croce per te, perché ti amo così tanto che voglio ricostruire questo rapporto. È sempre stato Lui a correrci incontro, anche quando avrebbe potuto allontanarsi da noi. E purtroppo, nonostante questo, di solito siamo noi ad allontanarci da Lui. Che lo Spirito Santo questa sera possa farci intendere questo: l'amore che Dio ha per noi, più di ogni cosa, l'amore che Dio ha per noi, quell'amore per il quale Lui ci ha corso incontro quando eravamo ancora peccatori e fino ad oggi ci corre incontro, quell'amore per il quale ha deciso di scendere sulla terra per sacrificarsi per noi, quell'amore per il quale oggi ti ha portato qua per farti sentire la sua presenza e una parola che in qualche modo potesse toccare il tuo cuore. Dio non ha mai smesso di amarti, ma decidere di rispondere sì a questo amore è una responsabilità che ci deve portare a vivere, a camminare in novità di vita. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per questa serata. Io ti voglio ringraziare, Padre, perché tu hai parlato con me per mezzo della tua parola, e io spero, Signore, che questo stesso amore che tu mi hai ricordato che hai per me, tu questa sera abbia potuto trasmetterlo a ogni tuo figlio e a ogni tua figlia qua presente. Ti chiedo, Signore, che noi per questo amore possiamo ancora fare follie, che noi per questo amore possiamo ancora innamorarci, che noi per questo amore possiamo ancora decidere di voltarci e correrti incontro, sapendo che tu per primo stai correndo verso di noi. Signore, che ogni volta che noi decidiamo di rispondere sì a questa tua chiamata, che decidiamo di rispondere sì a questo tuo amore, noi possiamo prendere la responsabilità che c'è nel credere in te, la responsabilità di lasciare la nostra vecchia vita sottoterra per rinascere a nuove creature, così come tu sei risorto, che possiamo intendere la bellezza che c'è nella tua risurrezione, una bellezza che noi vivremo eternamente lassù nei cieli, ma che tu ci chiami a vivere già da oggi, camminando in novità di vita. Signore, che la tua grazia possa riempire la nostra vita, possa riempire i nostri giorni, permettendoci, Signore, di camminare come tu vuoi, di fare la tua volontà, di seguire su questa via, essendo la migliore testimonianza per gli stranieri là fuori, affinché per causa nostra il cielo possa riempirsi di anime. Per questo io ti prego, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Tu mi chiami sulle acque, dove
sono soffermato su questo versetto di Romani 2 che ho citato prima. Lo Spirito Santo mi ha stretto il cuore. Gli stranieri bestemmiano il nome di Dio per causa mia, per causa di come io sto camminando. Per causa mia persone non arrivano a Cristo. Per causa mia persone non si convertono. Per causa mia persone vedono l'ipocrisia che c'è nella Chiesa. Per causa mia, per causa della mia cattiva testimonianza, per causa che io non cammino in novità di vita pienamente. Io non lo so come questo versetto possa parlare al tuo cuore, così come ha parlato al mio. A causa tua il cielo si sta riempiendo, o a causa tua gli stranieri bestemmiano il nome di Dio. Domani noi finalmente celebreremo i battesimi dei nostri fratelli e sorelle. Parlando del discepolato, abbiamo distaccato 3 significati del battesimo. Il primo di questi significati è che il battesimo non è altro che una testimonianza pubblica di una scelta che noi abbiamo già preso nel nostro cuore. Ma sebbene sia solo una testimonianza pubblica, sia solo, come abbiamo detto, un rituale, è qualcosa che non è nascosto agli occhi di Dio. Questo passo che noi facciamo fisicamente nell'acqua è qualcosa che Dio desidera che noi facciamo, e per questo motivo Gesù ci ha chiesto: battezzate i discepoli. Quando noi facciamo un passo, non solo col nostro cuore, ma fisicamente verso Dio, Dio ci guarda da lassù e sorride verso di noi. Per questo motivo io voglio invitarti a fare un passo questa sera. Voglio invitarti a fare un passo a te che, come me, sentendo questo versetto che dice che il mondo là fuori sta bestemmiando Cristo a causa mia, e ti sei sentito toccato e ti sei sentito preso in causa, e partendo da questa sera vuoi dichiarare: Dio, io non voglio più che questo avvenga. Anche se sono stato battezzato anni e anni fa, o se mi battezzerò domani, io non voglio che questo avvenga. No, io voglio cominciare a partire da oggi veramente ad camminare in novità di vita. Se tu vuoi fare questo passo verso Dio, riconoscere il tuo sbaglio, riconoscere che fino ad oggi non hai camminato in questo modo, e partendo da questo momento, partendo da oggi, vuoi veramente camminare in novità di vita, io voglio invitarti solo e semplicemente a alzare la tua mano. Non ti voglio chiedere di venire qua davanti, non voglio invitare nessuno qua, ma dal tuo posto voglio chiedere che tu possa alzare la tua mano per dire: Dio, da oggi io voglio andare in novità di vita. Dio, a partire da oggi la mia testimonianza sarà la migliore che tu possa ricevere. A partire da oggi io sarò ambasciatore del tuo Vangelo. A partire da oggi io annuncerò la tua parola attraverso i miei passi. A partire da oggi tu vedrai una nuova creatura, quello che non sono stato dopo il battesimo, quello che non ho vissuto, non capendo veramente cosa la tua risurrezione ha portato in me. Da oggi io voglio viverlo. Se tu vuoi dichiarare questo a Dio oggi, se vuoi fare questo passo verso di Dio, voglio chiederti: alza soltanto la tua mano. E a te che hai alzato la tua mano per dichiarare questo, fai questa preghiera insieme a me e di così: Signore Gesù, Signore Gesù, a partire da oggi non sono più io che vivo, ma
tu vivi in me. Ciò che ho lasciato sotto l'acqua nel battesimo, nuovamente io lo lascio sotto acqua, e a partire da oggi io camminerò in novità di vita. A partire da oggi io sarò tuo testimone. A partire da oggi i miei passi parleranno di chi tu sei. A partire da oggi io sarò nuova creatura. A partire da oggi tu vedrai una vita nuova in me. Ti ringrazio, Signore, per avermi amato fino a oggi e non avermi abbandonato mai. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amen. Che l'amore di Dio raggiunga tutti i nostri cuori questa sera. Amen. Possiamo accendere le luci, stiamo per terminare. Ci sarà qualcosa da mangiare dopo, là fuori, non andate via, stiamo un pochino qua. Non tanto, perché dovete andare a casa a fare da mangiare per domani, mi raccomando. E domani dovete svegliarvi presto, alle 6 più o meno, per arrivare in orario. Dobbiamo festeggiare i nostri battesimi, i compleanni. Abbiamo parlato troppo di battesimo. Compleanni di questa settimana. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? Nessuno che ha compiuto gli anni l'ultima settimana? Che brutto mese, luglio, pochi compleanni. Amen. Allora preghiamo chiedendo la migliore benedizione di Dio sulle nostre vite, chiedendo che la sua gioia e la sua allegria ci accompagni in questa settimana e riempie le nostre case, chiedendo che la pace che viene da Lui, chiedendo che la sua salute possa riempire le nostre case, e continuando a pregare per i nostri parenti, i nostri familiari che già sono nelle preghiere della Chiesa, che oggi sono infermi, che oggi sono in ospedale. Chiediamo la benedizione di Dio su queste persone, e soprattutto chiedendo che questo amore di Dio che non ci abbandona mai sia con tutti quanti noi, chiedendo che la potenza di Gesù Cristo, che è la sua grazia che ci permette di vincere ogni peccato, sia con tutti quanti noi, e chiedendo che questa comunione che Dio ha tanto voluto riallacciare con noi, la comunione con lo Spirito Santo, sia con tutta la Chiesa, e così come uno in Cristo possiamo dire Amen. Che Dio ci benedica nel nome di Gesù.